Dal 1993 è un appuntamento fisso dell'estate agrigentina e i preparativi già fervono per organizzare la 19ª edizione. Dal 20 al 29 luglio apre i battenti la Fiera dei Record, un appuntamento fisso per espositori e visitatori provenienti da ogni angolo dell'isola. Parliamo della Mediterranea Expo, la fiera organizzata dalla Meridiana Eventi, società dell'imprenditore agrigentino Silvio Alessi. Un'iniziativa che edizione dopo edizione si è riusciti a trasformare in un evento di portata nazionale, dice il patron Alessi, il quale assicura per l'edizione 2012 la presenza di ben 250 aziende e oltre 300 stand espositivi all'interno del parco fieristico. Un'edizione, quella che ci apprestiamo ad inaugurare, informano gli organizzatori, ancor più interessante, con tantissime novità presentate da aziende di qualità che, nonostante la perdurante e grave difficoltà economica che attanaglia l'Italia, hanno creduto in questa vetrina confermando la propria adesione. Un'edizione articolata in diversi settori per offrire una vetrina merceologica e commerciale varia, attuale e attraente. Non mancheranno zone dedicate allo shopping, all'artigianato e al gusto, con stuzzicanti stand dedicati a prodotti enogastronomici. 10 serate di spettacolo puro in cui momenti culturali di altissimo livello si alterneranno a importanti momenti di intrattenimento con personaggi di spicco del panorama nazionale. Ma accanto alle novità spazio anche ai classici appuntamenti come il concorso Mister e Miss Mediterranea Expo, giunto ormai all'8ª edizione. Moltissimi gli operatori che hanno già prenotato gli stand e altrettanto numerose le istituzioni che hanno garantito il patrocinio e un fattivo sostegno, conclude Alessi, per il quale l'affluenza record dei visitatori nel 2011 conferma che questa manifestazione è tra le più grandi e importanti della Sicilia e soprattutto rappresenta un valido aiuto economico per gli imprenditori in un momento di grave crisi che affligge l'Italia e non solo.